I contagi in continuo calo ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi, parola dell'immunologa Antonella Viola. Omicron proprio aveva queste caratteristiche, essendo così contagiosa, di dare un picco molto rapido e poi anche una discesa molto rapida. Questo non vuol dire, come qualcuno sta dicendo, che siamo già in una fase, no, di convivenza, una fase in cui il virus non ci creerà più problemi. Dobbiamo sorvegliare ancora quello che sta accadendo perché non sappiamo se ci saranno altre sorprese in futuro, però sicuramente ora è il momento di alleggerire le restrizioni gradualmente, perché aprire tutto subito potrebbe essere pericoloso, potrebbe far risalire, no, il numero di contagi. Tuttavia dalla pandemia non siamo ancora usciti. Secondo la professoressa Viola bisogna procedere con gradualità nelle riaperture. Giusto eliminare il Green Pass nei luoghi all'aperto a partire da marzo, ma il Super Green Pass deve essere ancora mantenuto in certe situazioni. Ci sono poi altre situazioni tipo il trasporto pubblico, tipo i treni, no, a lunga percorrenza, i luoghi di lavoro, così, dove invece è bene aspettare un attimo e sorvegliare, no? Guardare l'effetto delle riaperture, degli allentamenti e delle restrizioni, se portano un incremento di casi. Se non lo portano, allora poi si procederà spediti verso tutti gli altri passaggi. Si attendono le disposizioni di AIFA su un'eventuale quarta dose. Io sono assolutamente favorevole a una quarta dose per i fragili, per le persone quindi che hanno un sistema immunitario debole, che non riescono a montare una risposta immunitaria forte. Sul resto della popolazione secondo me è troppo presto per trarre delle conclusioni, dovremo aspettare appunto di vedere l'evoluzione del virus, vedere se effettivamente diventa una specie di influenza per la maggior parte dei vaccinati. Probabilmente una quarta dose non sarà necessaria e saranno necessari magari dei richiami una volta ogni tanto come facciamo per l'influenza. Ma per la professoressa Viola è importante e fondamentale per affrontare con meno paura il prossimo autunno e possibili nuove varianti sarà trovare una risposta al vaccino per i bambini sotto i 5 anni, che al momento sono la fascia di popolazione più esposta al virus. L'FDA ha deciso di sospendere il giudizio, di aspettare nuovi dati, per cui la speranza di avere il vaccino per aprile è crollata, quindi se andrà tutto bene lo avremo dopo l'estate probabilmente. Quindi questo va da tenere presente, cioè noi abbiamo ancora una fascia della popolazione che non possiamo proteggere in nessun modo.